Allora, parliamo anche dopo, ma abbiamo già fatto proprio un accenno al discorso dei trasporti, quello sì, però un'altra cosa. Sempre da queste indagini che comunque ha riscaldato gli animi, poche donne ai vertici. E questo, siccome Elisa Venturini è una donna che comunque si sa mantenere a certi livelli dell'azione, non tanto politica istituzionale, ma comunque amministrativa, perché? Beh, se devo vedere l'ambito politico, amministrativo, devo dire che questo richiede tanto impegno, tanta fatica. Siamo nel 2020. È una cosa sconcertante. Io dico sempre che alle donne viene sempre chiesto di scegliere tra dedicarsi all'attività lavorativa, una carriera e la famiglia. Ma se la donna rinuncia alla famiglia ce la può fare? Oppure? Se la donna rinuncia alla famiglia ce la può fare, sì, dandosi anima e corpo in ambito lavorativo, in ambito politico. Magari qualche risultato. Poi nella politica ci vuole anche fortuna, perché devi essere al posto giusto nel momento giusto e non sempre chi ha meriti, chi ha consenso, chi ha voti, chi ha capacità magari viene riconosciuto, bisogna avere anche fortuna. Sicuramente se ti impegni, perlomeno in ambito comunale, la gente te lo riconosce. Quindi là si va nel trasversale. Perché sì, perché lì vedono quello che tu fai, ti sono vicini, riescono a capire e quindi poi ti premiano con il voto. Io l'ho sperimentato sulla mia persona, devo dire, tutto l'impegno e tutto l'amore anche che io ho dato ai miei cittadini l'ho sempre poi ricevuto proprio in termini di consenso, in termini di voti. C'è da dire che è inquietante, e lo vediamo soprattutto in questo periodo, che il tasso di occupazione femminile è ridotto e si sta riducendo. Sì. È un'altra questione, infatti. Questi sono i dati recentissimi anche sì, questi e qui. Poi soprattutto nel Mezzogiorno, ma anche qui al nord, anche qui. E le donne rinunciano al lavoro magari per seguire la famiglia e ritorniamo sempre al solito discorso, che se noi non diamo degli strumenti alle donne per poter in qualche maniera allocare i figli, nel senso che qualcuno si può prendere cura di loro fin tanto che loro sono impegnate, sono assenti, non è che si può pensare che le donne lasciino i figli e si dedichino al lavoro. Finché non aiutiamo i datori di lavoro o li poniamo nelle condizioni in cui e per le quali il datore di lavoro non concepisce più una donna in maternità come una iattura, perché comunque lo Stato garantisce su vari fronti in modo tale che anche se una donna appunto si trova nella fase della maternità il datore di lavoro non è penalizzato. Ci sono tante accortezze che potrebbero essere prese per permettere alle donne, adesso nei nuovi provvedimenti che verranno adottati anche da questo governo, ad esempio nel programma nazionale delle riforme, questo provvedimento che deve essere presentato, premesso che tutti gli stati dell'Unione Europea l'hanno già presentato ancora in aprile, noi siamo l'unico Stato che non ha ancora provveduto a questo adempimento. Che cos'è? E il programma nazionale delle riforme o piano nazionale delle riforme è sostanzialmente un documento dove gli Stati indicano tre macro aree, sono una parte relativa alle politiche che si vogliono adottare da un punto di vista economico, un'altra parte riguarda le riforme strutturali, una terza parte le politiche del lavoro. In questo documento dovrebbero essere indicate un po' quelle che sono le linee guida, ma anche le progettualità concrete. È un po' un documento che permette allo Stato italiano di accedere poi al famoso Recovery Fund, che adesso si chiama Next Generation. Esatto. Servirebbe un altro provvedimento intermedio che è rappresentato dal Recovery Plan, ma sostanzialmente questo primo si chiama PNR, appunto Piano Nazionale delle Riforme, serve appunto per accedere poi ai benedetti fondi europei e devi dare l'idea appunto di avere delle progettualità. Ecco, tra queste c'è nell'ambito delle politiche del lavoro anche la parte relativa alla cosiddetta inclusione sociale, inclusione di genere, inclusione territoriale. Ecco, io auspico, adesso andremo a conoscere questo provvedimento che dovrà essere presentato. Non se ne è proprio parlato mica tanto. Se ne sta parlando, si sta accennando, noi siamo in ritardo cronico come Italia rispetto a tutti gli altri paesi, questo la dice lunga su come ci vede l'Europa e dopo ci lamentiamo anche, siamo l'unico Stato, persino la Gran Bretagna l'ha presentato, che sono fuori dall'Europa, ecco, noi siamo ancora qua che tergiversiamo.
Ecco, in questo provvedimento dovrebbero essere indicate le politiche anche a favore delle donne. Sono curiosa veramente di vedere. Chissà che capiscano che le scuole dell'infanzia e gli asili nido devono essere accessibili a tutti, questa è una prima formula sì, e lì bisogna investire. Beh, ma solo il semplice fatto, sento parlare di diverse persone che chiedono il famoso bonus babysitter, eccetera, è una cosa veramente devono farsi supportare, perché non è così semplice, dovrebbe essere fai 2 click e ti viene dato, invece no, è una... No, ci vuole sempre un ingegnere informatico. Esatto, sì, assolutamente, il codice INPS, questo, ti manca un codice, ti viene spedito, se non c'è l'altra parte, accesso, insomma ragazzi, veramente è un paese delle cose complicate. Proprio un cenno nei minuti che ci restano al sistema dei trasporti locali, come sta andando? Penso sia una questione di giorni, la convocazione del tavolo regionale che vede le società di trasporto pubblico locale, saremo presenti anche noi come ANCI, come Associazione di Comuni del Veneto, mi sembra anche le province e l'assessorato ai trasporti della Regione Veneto, proprio per definire un po' quelle che sono le linee guida future a partire da settembre per la ripresa anche del trasporto scolastico, tenendo conto che riaprono le scuole, e verranno definite anche un po' le varie questioni, come ad esempio il rimborso degli abbonamenti, perché c'era tutta la questione relativa agli abbonamenti che non sono stati usufruiti durante il periodo del confinamento. Quindi da sostanzialmente marzo fino alla fine di maggio. In questo caso il decreto rilancio ha previsto 2 opzioni, il voucher oppure il prolungamento dell'abbonamento. Adesso si deve dare concretezza a queste disposizioni previste dal decreto. Stiamo aspettando dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle indicazioni. Penso sia proprio questione di giorni, che verranno poi tradotte a livello veneto e diramate e divulgate alle varie società di trasporto. Anche su quel fronte ci saranno quindi delle novità. Comunque confermato il discorso trasporti a pieno regime? C'è stata un'ordinanza che ha previsto la capienza massima, la capienza prevista dai mezzi di trasporto. Questa ordinanza però vale fino, se non sbaglio, il 15 di luglio. Fino al 15. È limitata nel tempo. Settembre sarà un'altra partita, vedremo che cosa verrà deciso. La temporaneità di questa ordinanza, che ha previsto la capienza totale, completa dei mezzi di trasporto. È la luce anche del periodo che non ci sono esattamente, scuole, esattamente. Forse anche un po' una prova per capire, perché negli altri paesi europei non c'è il distanziamento all'interno dei mezzi di trasporto, ed è la questione sollevata dalle varie società di trasporto pubblico a livello italiano. Nei tavoli con il Ministero, appunto, le varie società di trasporto dicevano: ma noi non possiamo reggere da un punto di vista proprio finanziario se non permettiamo una capienza come era prima del Covid. Ma prima la gente stava in piedi una appiccicata all'altra. Io questa cosa qua non ho capito. Allora, vengono fuori notizie anche di questi giorni sui giornali, che sembra che questo virus benedetto sia per via aerea, non è soltanto il droplet ma anche la vicinanza e tutto, per cui bisogna stare benamente distanziati almeno 1 metro, lo continuo a ripetere, 1 metro e mascherina. Se io sono appiccicata in autobus con una persona, perché basta, anche adesso se vai a Venezia, nel ritorno da Venezia vai per andare a Mestre, sei appiccicato uno all'altro. Come fai? E comunque sono viaggi che non durano 2-3 minuti. Dici vabbè, se sono 2-3 minuti, no, ci stai un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, anche di più. Allora a questo punto per quello saranno le mascherine, le mascherine, e per quelli i mezzi comunque dovrebbero avere o un sistema di aereazione o comunque i finestrini aperti per permettere la circolazione dell'aria. Ripeto, in altri paesi le distanze non vengono osservate all'interno dei mezzi di trasporto, hanno solo le mascherine. Gli episodi di focolai legati al trasporto per il momento io non ho notizie che ce ne siano. Ma perché nessuno usa il mezzo pubblico adesso? Vedremo se dopo questo periodo di prova, dove appunto non è previsto alcuna forma di distanziamento all'interno dei mezzi, se ci sono delle ripercussioni, quindi lo vedremo a questo punto verso la fine di luglio. Si pone il problema per settembre, quello sì. Che ancora non è stato valutato. In questo momento no, perché comunque a livello nazionale si continua a dire che deve permanere il distanziamento del metro tra le persone. Cioè, viene quasi da sorridere, perché...
Sì, è che dovremmo sempre riuscire a conciliare l'aspetto sanitario della salute con quello economico, con la praticità, con il fatto che le persone si devono muovere per andare al lavoro, a scuola, Infatti. devono essere poste nelle condizioni. La vera sfida sarà questa, ecco perché quest'estate sicuramente non la passeremo in vacanza, ma la passeremo a trovare delle soluzioni ai problemi. Speriamo bene che a questo punto qualcosa si trovi, il tutto naturalmente in un periodo abbastanza caldo dal punto di vista elettorale, perché comunque non è stata fissata la data, non è definita, però sarà dopo l'estate le elezioni. Sì, sembrerebbe il 20-21 settembre, questa è l'indicazione che proviene dal governo, stiamo attendendo che la Regione confermi questa data. Conto che per il mese di luglio, entro il mese di luglio, magari qualche indicazione più precisa ci venga data. Siamo in attesa. In attesa, intanto lavori in corso e poi annunceremo, vedremo qualche novità interessante. Allora intanto buon lavoro Elisa Ventolini, grazie di essere stata ancora qui con noi, a voi telespettatori grazie di averci seguito, come sempre vi sollecito, scriveteci, fateci le vostre domande, dopo noi naturalmente le giriamo in modo da darvi delle possibili risposte oppure sollecitiamo chi amministra il territorio perché prenda certi provvedimenti. Grazie ancora, a domani, buon proseguimento.